Il costone continua a sgretolarsi e scivolare verso valle. Ieri in via Favignana a Monserrato un nuovo smottamento, un cedimento che ha trascinato con sé la ringhiera posta sulla parte alta e una porzione di marciapiede. Le ultime violente piogge hanno aggravato una situazione di fatto già complicata. Una notizia che appare come un déjà vu. Guardate cosa abbiamo documentato un anno fa, era il 10 marzo 2017. La ringhiera è caduta, è scivolata giù assieme ad una porzione di terreno e le transenne collocate da Palazzo dei Giganti segnalano il pericolo. Interdetto anche il transito. Siamo a Monserrato, frazione di Agrigento. Questa è la via Favignana. Il costone sottostante è frenato ulteriormente dopo le ultime abbondanti piogge delle settimane scorse. Un'emergenza che si trascina da anni con i residenti del vicino palazzo che temono per la sicurezza. Un po' di paura ce l'abbiamo avuto perché abbiamo sentito il tonfo della ringhiera, i massi che cadevano là sotto, diciamo tutto. Ci siamo un po' preoccupati. Ci siamo 8 famiglie, tra cui c'è gente, 2 o 3 che sono malati, che sono anziani, 80 anni, 85. E poi i bambini, ci sono ragazzi piccoli che vanno a scuola elementare. E un disagio c'è. Ci tocca anche stare attenti se passano i ragazzi, qualcuno va a finire là sotto. Il caso via Favignana è scoppiato 5 anni fa, a segnalarlo oggi come allora il consigliere comunale Marco Vullo, che torna a farsi sentire e ad invocare urgenti interventi per la messa in sicurezza del costone. Io avevo scritto a tutti coloro che fanno parte di questa vicenda, quindi al sindaco, all'ingegnere capo, al genio civile, all'ART, avevo scritto anche al prefetto. Però la gente aspetta, sta andando a fare, diciamo, il primo compleanno, il primo mese dall'ultimo evento che si è verificato franoso qui in via Favignana. E dopo l'ennesimo smottamento, i residenti del rione agrigentino, che a ogni pioggia tengono sistematicamente gli occhi puntati su quel costone, sono ancora una volta precipitati nell'apprensione, nella paura. Una nuova ondata di maltempo che si è abbattuta anche sull'Agrigentino ha dunque amplificato un rischio già esistente, il dissesto idrogeologico del costone. Ieri per ore e ore i vigili del fuoco di Agrigento sono rimasti al lavoro cercando laddove possibile di garantire la sicurezza, ma serve un intervento tampone perché alla prossima burrasca il costone tornerà a scivolare.